Bentornati su un aggiornamento con le previsioni meteo. Da satellite notiamo come una struttura temporalesca, un fronte che si è sviluppato dalla nottata sulla Lombardia, prosegue verso nord-est inviando dei rovesci verso il Trentino e il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, portando dei rovesci anche a carattere temporalesco. A causa di una supercella che si è formata nel Bresciano abbiamo visto grandinate anche di grosse dimensioni e disagi. Intanto nei prossimi giorni godiamoci dei valori termici nel complesso in media sono superiori alla norma sulle regioni del centro-nord, con valori che continueranno a mantenersi tra i 28 e i 32 gradi, insomma valori termici comunque ancora decisamente caldi con l'AFA ancora elevata. Sarà meno caldo sul nord-ovest a causa appunto delle precipitazioni che assisteremo maggiormente nel corso della prossima nottata di martedì, nel corso delle ore pomeridiane e serali di lunedì e poi soprattutto anche nella parte pomeridiana della giornata di martedì, che si concentreranno comunque maggiormente sulle zone alpine e prealpine, mentre intanto notiamo al centro-sud valori anche tra i 35 e i 37 gradi, generalmente molto sopra la media. La giornata di martedì vedrà nel complesso un leggero calo termico anche sulle regioni del centro-sud, proprio per l'arrivo di correnti un po' più umide provenienti dai quadranti orientali a causa della sussistenza di un vortice di bassa pressione sulla Tunisia che invia appunto dei forti temporali, soprattutto sulle zone appenniniche e sulla Sicilia e la Calabria, queste due regioni maggiormente esposte al rischio di precipitazioni temporalesche localmente intense. Per quanto riguarda il resto del nord, ancora valori stazionari, ancora meno caldo sul nord-ovest. Nella giornata di mercoledì le temperature però riprenderanno ad aumentare, soprattutto sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna, valori che torneranno oltre i 33 gradi, anche fino a 35 gradi sulle regioni tirreniche, specie lungo la fascia costiera. Sulla Sicilia il tempo si manterrà spesso instabile a causa di locali temporali che manterranno temperature nel complesso in media col periodo. Infatti notiamo dalla grafica la giornata di martedì come il vortice di bassa pressione proprio sull'Europa orientale invia dei temporali che saranno spesso diffusi lungo l'arco appenninico. In prevalenza sarà soleggiato al nord, a parte qualche ultimo piovasco, e sulle zone interne del centro e del sud avremo appunto dei temporali che potranno localmente sforare fino alla costa tirrenica. Il rischio di grandine sarà comunque elevato, di piccole medie dimensioni. Altrove il tempo rimarrà nel complesso soleggiato, qualche piovasco locale non escluso, soprattutto sulle Alpi centro-orientali a causa del minimo in azione, davvero molto piccolo. Intanto continueranno le correnti umide atlantiche a rimanere lontani dall'Europa, inviando impulsi instabili direttamente verso la Gran Bretagna. Il caldo sarà comunque sempre ben presente anche nella giornata di mercoledì, con un leggero rinforzo della pressione atmosferica e un'influenza più diretta del minimo di bassa pressione anche sullo Ionio, che forzerà una instabilità più diretta sull'estremo sud. La giornata è inizialmente soleggiata, ma poi col pomeriggio con l'innesco di una marcata instabilità temporalesca sulle zone interne del centro e del sud, con fenomeni che al sud potrebbero risultare anche intensi e raggiungere in questo caso soprattutto la Sicilia, anche lungo la costa. Il rischio di grandine sarà relativamente moderato, anche qui con grandini di piccole e medie dimensioni, soprattutto sulla Sicilia ma anche sulla Calabria. Lungo l'Appennino ci aspettiamo anche qui dei locali temporali, così come sulle zone interne del centro e del sud, come abbiamo citato prima. Intanto rinforza ulteriormente il campo di alta pressione, notiamo sulla Spagna, che tenderà a proseguire sempre più verso nord-est, coinvolgendo anche il nord Italia, dove intanto le temperature saranno ancora leggermente sopra la media. E poi nella giornata di giovedì assisteremo in questo caso, come si nota, al rinforzo del campo anticiclonico che si dirigerà sempre più verso le zone tirreniche. Intanto il forte maltempo continua sugli stati dell'Europa orientale a causa di questi piccoli due minimi depressionari. Consegue quindi una forte instabilità con temporali locali ma anche violenti, associati a grandinate anche fino a grosse dimensioni. Intanto sulle zone del sud del centro Italia avremo poca instabilità pomeridiana, essenzialmente sui rilievi appenninici tra la Calabria e la Sicilia. Altrove invece avremo locali piovaschi solo sulle Alpi, ma generalmente sarà soleggiato dappertutto con locali stratificazioni alte. Intanto il campo di alta pressione sul nord-est dell'Europa continua a mantenere ben salde le temperature, con caldo anomalo sugli stati come Scandinavia, della Danimarca e sulla Russia. Le correnti umide atlantiche tenteranno nella giornata di venerdì a transitare sulle regioni del nord Europa, senza portare comunque della instabilità sugli stati centrali e sull'Italia. Infatti ne consegue una forte rimonta, un robusto campo anticiclonico di matrice africana che porterà anche delle temperature oltre
oltre i 35 gradi. Insomma, torneremo ad avere quindi tanta affa, temperature molto sopra la media. Intanto la bassa pressione che aziona ancora sull'est Europa tenderà ad indebolirsi, pur portando ancora dei locali temporali segnalati anche già dalla giornata di giovedì a causa di un piccolo cedimento della pressione anche sul Marocco e sulla Spagna, con locali fenomeni anche in quelle zone. Insomma, non assisteremo ancora a nessuno sblocco per quanto riguarda la fine del caldo intenso, che continuerà e sarà in ulteriore aumento da nord a sud proprio a partire dalla giornata di venerdì. Vedremo se vi saranno novità a partire dall'inizio di settembre. Al momento non si intravedono comunque scenari dal punto di vista meteorologico temporaleschi per la fine del caldo, infatti potrebbe protrarsi anche fino alla prima decade del mese di settembre. Vi faremo sapere, intanto continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.